Ciao, mi chiamo Luca e oggi vi racconto la mia storia. All'età di 15 anni mi sono ammalato di una malattia che al giorno d'oggi si vive tranquillamente e che è il diabete. Da quindicenne, chiaramente, non mi rendevo conto di quello che avevo e ho praticamente gestito la malattia come non avendola, mangiando, bevendo, facendo tutto quello che facevano i miei amici perché non volevo sentirmi diverso. All'età di 30 anni purtroppo mi sono ritrovato in dialisi, proprio perché avevo gestito la malattia del diabete nel modo sbagliato. La dialisi è praticamente una macchina che sostituisce i reni e questo mi portava a fare un giorno sì, un giorno no in ospedale a fare le mie sedute dialitiche, purificarmi il sangue attraverso una macchina. Non è vita, si vive, ma non è una vita. Poi fortunatamente è arrivato un donatore, la telefonata, così all'improvviso, e la partenza per andare incontro ad una nuova vita. Andai a Padova, feci il trapianto e il giorno dopo mi sentivo un leone. Mi sentivo rinato. Avevo talmente tanta forza accumulata dentro che avrei potuto spaccare il mondo a metà. Questo è quello che il trapianto ti dà. E oggi vi racconto questa storia perché voglio lanciare un messaggio, il messaggio della donazione, il messaggio della vita, e ma soprattutto la consapevolezza di poter capire, informarsi e sapere per decidere se diventare donatori o no. È ovvio, nessuno vorrebbe una situazione del genere in casa, ma purtroppo questo può succedere a chiunque. Non c'è una regola, succede ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi, ai meno giovani, agli anziani, succede a chiunque, uomo, donna, a chiunque. Questo è il brutto. Quindi ecco perché dobbiamo insistere su questa linea, insistere sulle informazioni. Purtroppo oggi, per motivi che non sto qua a spiegarvi, io sono ritornato in dialisi, ma la sto vivendo in maniera diversa, la vivo in modo più sereno, più tranquilla, perché so che un giorno arriverà un donatore, ma quello che ho vissuto prima mi ha aperto un mondo che non conoscevo e adesso che lo conosco so anche come gestirlo. E ovviamente la salute è la prima cosa, il rispetto delle regole, seguire attentamente quello che i medici dicono, eccetera, eccetera. E quindi vorrei concludere dicendovi che ognuno di noi ha diritto ad essere curato, la Costituzione lo dice, però ricordatevi che se la cura è il trapianto e non c'è un donatore, non ci può essere cura. Grazie e spero di avervi fatto capire e aperto gli occhi su un mondo ancora molto sconosciuto. Arrivederci.